La conferenza regionale riunita nella sede dell'assessorato regionale all'istruzione della regione siciliana ha approvato la proposta di dimensionamento scolastico che prevede la scomparsa di ben 23 istituzioni scolastiche autonome. Dopo infatti il taglio dello scorso anno con 74 autonomie scolastiche soppresse, dal 1 settembre di quest'anno il totale salirà a 97 dal 1 settembre 2025. Il numero delle scuole autonome in Sicilia passerà infatti dalle 802 dell'anno scolastico 2023-2024 alle 705 del 2025-2026. I tagli di quest'anno riguardano la soppressione dei circoli delle direzioni didattiche, che saranno tutti trasformati in istituti comprensivi, istituzioni che comprendono le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado. Vediamo cosa succederà in provincia di Agrigento, dove saranno accorpati ben 3 istituti superiori. A Licata saranno uniti in un'unica istituzione scolastica i 2 istituti superiori Francesco Re Capriata e Fermi. A Favara succederà lo stesso tra l'Istituto Ambrosini e il Liceo Martin Luther King. Il terzo accorpamento previsto sarà proprio in città ad Agrigento, dove l'Istituto Leonardo Sciascia sarà accorpato all'Istituto Gallo. Le altre novità sono il trasferimento dei plessi scolastici di Sant'Angelo Muxaro all'Istituto dei Cosmi di Casteltermini e di quelli di Comitini all'Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Aragona.